Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spetaccio Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a reagire alla classifica di Serie A dopo la 17ª giornata. Il format è lo stesso, per chi è nuovo sul canale, vado a reagire ad ogni squadra e alla posizione di classifica che è in questo momento. Sì, mi aspettavo questa posizione di classifica oppure no. Allora, partiamo subito. Ultima classificata. Fiorentina a 9 punti. Fiorentina che perde col Parma, sì, per 1-0. Fiorentina che io mi pensavo che poteva, dalla vittoria contro l'Udinese, cioè per 5-1 poteva iniziare il suo campionato perché una vittoria di 5-1 con una scorta del genere si può, cioè a livello psicologico può fare bene. Poi Pisa 11 punti ed è 19esima. Pisa che io me l'aspettavo poco più in su, me l'aspettavo 17esimo, 16esimo, però Pisa che sta, tra virgolette, un poco deludendo le aspettative perché dai vari innesti che ha fatto, come vi ho detto, si aspetta, cioè, ci aspettavamo tutti che erano, che ne so, sedicesimi, quindicesimi, voglio esagerare, quattordicesimi, però, però sono diciannovesimi. Poi, 18esimo posto, Verona a pari punti col Genoa, cioè a 14 punti. Verona che io sì me l'aspettavo che tra il 18esimo posto e il 19esimo posto, però secondo me il Verona deve fare altre due vittorie e, per diciamo recuperare alcuni punti, fare due vittorie, arrivare a 20 punti e magari se destino recuperare posizioni di classifica. Però io spero che retroceda in B perché per noi napolitano, cioè a Ciro per uno è napolitano. Cioè per il Napoli quando si giocò, ricordo per una Napoli l'anno scorso, scusate ma io se mi tocco sempre l'occhio, ma tengo una cosa nell'occhio non si leva. Vabbè, mi ricordo che quando si giocò per una Napoli l'anno scorso perdimmo 3-0. Cioè, è una cosa incredibile, è vero. Vabbè, poi Genova che perde con la Roma per 3-1 ed è 17esimo a 14 punti. Poi Lecce 16 punti ed è sedicesimo. Parma 15 punti ed è scusate, no, mi sono confuso, 15 ed è quindicesimo con 17 punti. 14esimo, 14esima classificata Cagliari con 18 punti, Torino 20 punti ed è tredicesimo, Cremonese che perde contro il Napoli, forza Napoli, che perde contro il Napoli per 2-0 ed è dodicesimo, se non sbaglio prima era undicesimo, non mi ricordo, ed ha 21 punti. Un punto di distacco c'è l'Udinese a 22 ed è undicesimo. A pari punti con Udinese e Sassuolo, decimo, con pari punti con Udinese e Sassuolo. Al decimo posto troviamo l'Atalanta. Sassuolo che è nono, la troviamo a 22 punti. Poi troviamo la Lazio a 24. Poi troviamo il Bologna che è settimo, quasi alla zona Europa, ma gli manca tipo un pareggio per arrivare alla zona Europa. Perché ha 26 punti, Bologna è settimo, gli manca un punto per arrivare al Como che ha 27 punti ed è sesto, quindi in zona Conference League. Io mi aspettavo come in Conference League, non vi dico, cioè vi dico la mia, io mi aspettavo, non me lo aspettavo che il Como faceva, cioè entrava in Conference League almeno per le prime 22 giornate, poi si vedrà. Poi Juve quinta,
ha 32 punti ed è in Conference League. E poi qua giù, se avete notato, stanno tutte le squadre lì, a pochi punti dalla vetta, perché c'è l'Inter a 36 punti, il Milan a 35, il Napoli a 34, la Roma a 33 e Juve a 32. Cioè, basta, che ne so, una sconfitta dell'Inter del Milan e il Napoli vince e ci ritroviamo a 37 punti. Oppure, che ne so, la Juve vince, il Napoli e la Roma perdono e si ritrova terza, capisci? Una cosa del genere, cioè una cosa mai vista, una cosa del genere proprio mai vista. Vabbè, Roma 33 punti ed è quarta, Napoli 34 che vince contro la Cremonese per 2-0, l'ho detto già prima, ed è terza. E poi Milan 35 punti che vince per 3-0, se non mi sbaglio, non me la ricordo perfettamente, ed è seconda. E poi Inter inventa la classifica a 36 punti, ed è prima appunto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!